buonasera. Non posso parlare di cose italiane per la causa della par condicio, parlerò di fatti inglesi. L'ex deputato inglese Jim Devine, di 57 anni laburista, è stato condannato a 16 mesi di carcere che sta già scontando. Cosa aveva fatto di così grave per beccarsi una tale punizione? Aveva imbrogliato su dei rimborsi spese per 8.385 sterline. Altri parlamentari britannici sono ora in prigione per aver falsificato le note spese per poche migliaia di euro. Come David Creighton, di 61 anni, che ha imbrogliato per 22.000 sterline, mentre Lord Taylor di Warwick è in attesa di giudizio con un'accusa di aver frodato 11.000 sterline. L'anno scorso in Inghilterra sono finiti nei guai giudiziari per aver gonfiato i loro rimborsi spese 381 parlamentari di tutti i gruppi politici, laburisti, conservatori e liberali. Venerdì scorso, purtroppo non posso parlare d'altro, venerdì scorso il premier inglese David Cameron è volato a Granada, in Spagna, per una breve vacanza assieme alla moglie per festeggiare il compleanno della First Lady. E sapete con quale volo si è recato a Granada? Con un volo di linea low cost della EasyJet. E in Italia non posso parlare, mi dispiace. Non posso dire nulla a causa sempre di questa maledetta par condicio. E così cambio argomento. In questi momenti, in questi minuti, è in votazione alla Camera il disegno di legge sul cosiddetto processo breve, o processo morto che si voglia, che accorcia ulteriormente i tempi della prescrizione per i 65enni incensurati. E così ho pensato che fra qualche tempo compirò 65 anni, manca ancora qualcosa, Sono ancora forte, in piena salute. Ho pensato che in piena salute nel pieno delle mie facoltà intellettuali. Qualcuno dice di no, ma io sono convinto che sto bene. Ma la cosa più interessante è che sono incensurato, la mia fedina penale è intonsa. Mi rivolgo perciò a qualche associazione malavitosa e mi offro, naturalmente dopo che avrò compiuto 65 anni, per fare qualche lavoretto per cui serve personale affidabile che non teme un eventuale arresto se viene beccato dalle forze dell'ordine. Con un buon avvocato e la prescrizione prevista per il sottoscritto, sicuramente non sarei mai condannato. A scaso di equivoci, questo è ovviamente una provocazione, è uno scherzo, ma forse, chi può escluderlo, in certe parti del paese questa offerta qualcuno potrebbe prenderla anche seriamente. Questa legge va in porto, potrebbero avvenire anche queste mostruosità. Arrivederci a mercoledì prossimo.